Un'analisi sull'apprezzamento in termini di voti ottenuto alle europee e sull'operato svolto durante il mandato da europarlamentare. Gian Maria Uggias, deputato europeo uscente dell'Italia dei Valori, si dice soddisfatto in entrambi i casi. Le europee hanno evidenziato una tenuta del partito, almeno a livello regionale, e il Parlamento europeo, dal 2009 a oggi, ha visto ampliare la capacità di penetrazione politica, divenendo a tutti gli effetti colegislatore. Una soddisfazione personale per un grande risultato. Ci sono realtà che hanno premiato me e l'Italia dei Valori con un risultato a due cifre, Olbia, la Gallura, ma anche altri paesi. In un contesto difficilissimo il voto si è polarizzato tra la proposta di Renzi e quella di Grillo, non c'è stato spazio per il confronto e nonostante questo il partito in Sardegna non solo tiene ma cresce. È chiaro che ripartiamo con un'autocritica, dobbiamo recuperare in diversi territori, però la nostra proposta, quella dell'Italia dei Valori, è una proposta positiva e credo che anche il risultato fatto in questi 5 anni di lavoro come parlamentare uscente, quindi anche come uomo dell'Italia dei Valori, stanno a significare che c'è un apprezzamento oggettivo. Tanto lavoro fatto sui temi dell'insularità, sui temi dei trasporti, sui temi delle risorse, sui temi, voglio dirlo anche qua, della modifica del Fondo di solidarietà che consente alla Gallura, alla Sardegna tutto, di poter avere un finanziamento di 16 milioni di euro per quanto riguarda i danni subiti dall'alluvione del tifone Cleopatra e che quindi dà anche da questo punto di vista il senso del lavoro. È stata una legislatura costituente, continua ancora Uggias, prima di rivolgere un augurio alla nuova delegazione affinché continui ad adoperarsi per l'Italia. L'elenco delle battaglie che hanno visto Uggias in prima fila, ma ancora da portare a termine, sono tante e ci sono anche fondi, come quelli di coesione 2014-2020, ovvero 380 miliardi di euro, di cui 32 miliardi spettanti all'Italia, a cui si aggiungono i 10 miliardi di euro per la PAC e la quota per la pesca. I fondi per il turismo, che afferma Uggias, devono essere sapientemente utilizzati e in questo senso si muove la guida recentemente approvata. E infine due battaglie importanti per l'Italia: il limite alla coltivazione degli OGM in determinati territori, come la Sardegna, che devono essere messi nelle condizioni di tutelare i propri microsistemi, e le deroghe al patto di stabilità, che consentono l'esclusione dal computo del deficit della quota di cofinanziamento dello Stato membro per l'utilizzo dei fondi strutturali.